La rivolta dei richiedenti asilo all'interno dell'ex caserma Serena di Casier nel Trevigiano, mattinata di tensione innescata da un caso positivo di coronavirus scoperto all'interno del centro di accoglienza. In Veneto i dati continuano a migliorare, le terapie intensive sono Covid-free, ma la regione guarda avanti e prima in Italia chiude con largo anticipo la gara per il vaccino antinfluenzale. Terminata l'emergenza negli ospedali, ULSS al lavoro per la delicata fase 3, ci sono da recuperare le prestazioni sospese durante il lockdown, con il risultato che i call center sono al collasso. Le indagini sul rogo di Paese, dove hanno perso la vita 2 donne, la procura procede per incendio colposo, unico indagato Sergio Miglioranza, ma non si esclude il coinvolgimento di un altro soggetto. Il 68enne sta meglio e sarà dimesso a ore. La sorella Maria Teresa ai nostri microfoni non sapeva che la moglie e l'amica erano morte, gliel'hanno detto in ospedale. I nubifragi dei giorni scorsi hanno scaricato sulla Pedemontana una quantità inaudita di pioggia, 228 mm, pari a un quarto delle precipitazioni annuali. Il vescovo di Treviso Tomasi parla di questa fase di ripartenza dopo l'emergenza. La lontananza di questi mesi ci ha fatto riscoprire valori importanti come l'essere comunità. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3 per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura la tensione, i momenti di tensione che si sono registrati in mattinata a Casier all'interno dell'ex caserma Serena, mattinata quindi di tensione innescata da un caso di positività al coronavirus. La cronaca nel servizio di Lucio Zanato. La cella è pronta a caricare davanti agli immigrati aggrappati ai cancelli per non far entrare nessuno alla Serena. E questa è l'immagine che racchiude una mattinata di tensione dentro e fuori al centro di accoglienza tra Treviso e Casier. Tutto è iniziato alle 6 di questa mattina, quando a tutti i richiedenti asilo viene vietata l'uscita e gli viene comunicato che dovranno sottoporsi ad un tampone per coronavirus. Un provvedimento legato ad un caso sospetto che si è manifestato nella serata precedente. Non un richiedente ma un collaboratore straniero della struttura aveva manifestato i sintomi da contagio dopo essere rientrato da una breve vacanza nel suo paese, l'Afghanistan. Subito si è accesa la protesta con gli immigrati convinti di dover rimanere nella caserma per 14 giorni in quarantena. Molti hanno iniziato ad agitarsi per possibili contatti con l'infetto, chiedendo di allontanarsi. La tensione è cresciuta quando intorno alle 9 sono arrivati i responsabili dell'ULSS e con loro anche le forze dell'ordine coordinate dal questore vicario Luciano Meneghetti. E da lì è iniziata la lunga trattativa per far entrare i sanitari. Più volte è esplosa la protesta dei richiedenti asilo, pare divisa in 2 fazioni. Da una parte chi era favorevole ai tamponi, dall'altra chi proprio non ne voleva sapere. Poi si era sparsa la voce che il contagiato era uno degli ospiti della struttura, con l'immediata rimostranza degli immigrati convinti di essere trattati da untori. Verso le 11 il trasporto del malato agli infettivi del Cafoncello accompagnato da questo coro. Ad un certo punto le 2 parti sono anche entrate in contatto, mentre qualcuno iniziava a scavalcare la cancellata, forse nel tentativo di andarsene. Ed è lì che è stata dislocata la celere, pronta a muovere al primo tentativo di uscita degli stranieri, mentre anche l'esercito si dislocava attorno alla caserma presidiando le uscite laterali. Strada bloccata e traffico deviato, mentre i mediatori culturali cercavano di far capire che non era possibile sottrarsi al tampone. Ed è solo quando è stata minacciata per la seconda volta la carica della polizia che anche gli ultimi irriducibili hanno ceduto il presidio, e solo verso le 14 alla Serena è tornata la calma, permettendo ai mezzi dell'ULSS di entrare per predisporre la raccolta di tamponi. Questa dunque la cronaca puntuale di Lucio Zanato sui fatti. All'esterno della caserma i 2 sindaci di Casier e Treviso che hanno chiesto i tamponi per tutti gli immigrati. È stato questo il tenore dei dimostranti all'interno della Serena. Contestato il questore vicario, contestate le autorità, contestati i giornalisti. Tutto in un vociare continuo con gli immigrati a distanza a raccontare la loro verità. È un lavoratore afghano, è tornato da Afghanistan settimana scorsa.
Costante la volontà di mantenere il dialogo nonostante la situazione a volte sul filo della ribellione. Dialogo e toni pacati del sindaco di Casier, che una volta saputa la notizia del possibile contagiato ha voluto venissero immediatamente fatti i tamponi a tutti gli immigrati della Serena. Io come primo cittadino non mi basta questo, dunque voglio assolutamente che ci sia una tranquillità anche da parte dell'intervento del monitorare tutti, di fare i tamponi a tutti, di tranquillizzare i miei concittadini che naturalmente è già tutto predisposto che questo avvenga. C'è un po' così da parte sua loro di capire qual è il programma, no? Di capire come devono comportarsi, di capire cosa devono fare, perché hanno paura poi per quanto riguarda i posti di lavoro eccetera, perché tutti sono qui dentro chiusi. Però poteva esserci anche un'altra maniera per, come dire, cercare di capire le informazioni, non mettersi a manifestare con... Ma loro, sai, probabilmente si sono trovati all'improvviso un po' racchiusi io vedo anche che insomma diciamo l'interlocutore che sta trattando, sai, è un po' più difficile probabilmente a capire il motivo per cui dici sto bene perché mi devo fermare. Stesso tenore morbido da parte del sindaco di Treviso Mario Conte. È una piccola parte che sta manifestando davanti ai cancelli, la maggior parte di loro invece ha capito che tutti stiamo lavorando per la loro salute. Adesso i mediatori culturali stanno lavorando per spiegare anche ai più agitati che la situazione non è, che i provvedimenti non sono contro di loro ma sono a favore loro e dell'intera comunità, quindi sono convinto che nel giro di pochi minuti tutto rientrerà all'interno di una situazione che deve tornare ad essere normale, perché la tensione non fa bene a nessuno. Rimane comunque il fatto che la Serena è una bomba sociale. Rimane il fatto che la Serena, secondo me, deve continuare quel processo di chiusura che aveva iniziato qualche anno fa. E sulla possibilità di una quarantena complessiva del centro di accoglienza, qualora risultassero diversi positivi, il sindaco Conte è laconico. Non voglio nemmeno immaginarlo, francamente. E nonostante questo caso di positività al coronavirus, la curva del contagio continua a diminuire. Proprio su questo si è soffermato oggi nel corso della conferenza stampa Zaia, che è anche tornato sulla data delle elezioni, un fronte caldissimo, e su quello della riapertura degli spettacoli. La curva dei contagi in Veneto continua a scendere, altrettanto confortanti i dati che arrivano dagli ospedali con le terapie intensive oramai Covid-free. Ma il Veneto guarda ai prossimi mesi e chiude in tempi record la gara per i vaccini anti-influenzali, aggiudicate 1.300.000 dosi. Siamo la prima regione in Italia che ha chiuso la partita con l'aggiudicazione. Questo ci permette di attivare un programma. Chi volesse farsi il vaccino, ma sono tanti i veneti che si vaccinano, può ovviamente avere la tranquillità che i vaccini non arriveranno quando già l'autunno è iniziato, ma che abbiamo già chiuso questa partita. Ribadito che la somministrazione è volontaria, tra gli obiettivi della Regione l'aumento fino all'80% della copertura per gli over 60 e oltre il 50% per le categorie a rischio 6 mesi 9 anni e ancora la vaccinazione per tutti gli operatori sanitari e per ospiti e lavoratori delle RSA. Il presidente Zaia ha poi risposto alla Fondazione Gimbe, che nel suo monitoraggio settimanale ha segnalato in Lombardia, Campania e Veneto un calo nel numero dei tamponi effettuati superiore a 2000. Noi non abbiamo, la mia risposta è che comunque non abbiamo modificato minimamente il piano, punto. È sotto gli occhi di tutti, vedete che ogni giorno portiamo 11.000, 12.000 tamponi. Abbiamo fatto, vi ricordo, 780.000 tamponi, sono 8.019 anche oggi in più. Ma dire che noi facciamo 2.000 tamponi in meno. Intanto restano ancora delle partite aperte, a partire dalla data dell'inizio dell'anno scolastico, in qualche modo direttamente collegata a quello del voto per le regionali, e il governatore avverte. A meno che il governo non decida di lasciare la finestra e non darci mai la data, a quel punto noi convochiamo le elezioni il 20 di settembre. Cioè, se il governo pensa di lasciarci qui fino ad agosto prima di dirci la data, si sappia che i presidenti di regione lo hanno già detto, a questo punto convocano la prima data utile. Ad oggi noi non abbiamo segnali per avere una convocazione il 20 di settembre. Cioè, il Parlamento si sta discutendo di farlo ancora più in là. Regioni poi in attesa di conoscere anche i contenuti del nuovo DPCM, che dovrebbe entrare in vigore dal 15 giugno, quando scadrà quello attuale. Resta infatti ancora in sospeso la riapertura del settore spettacoli, di cui i governatori hanno discusso nel pomeriggio in videoconferenza. Sembra che il governo
voglia procrastinare le aperture addirittura a metà luglio. Sto parlando delle discoteche, per dire, no? E quindi c'è tutto un ragionamento da farci. Altro fronte aperto con il governo è quello legato al corso di medicina a Treviso. Si è aperto un tavolo a livello nazionale per la partita del corso di medicina di Treviso. Sono già le convocazioni e cercheremo di trovare una soluzione. Noi non siamo guerrafondai su questa partita, abbiamo sempre detto che troviamo assurdo che si debba andare avanti la Corte Costituzionale per sancire un principio che a me sembra inviolabile. E malgrado l'emergenza sia quasi terminata, la gestione della famigerata fase 3 negli ospedali non è affatto facile. Ci sono da recuperare le prestazioni sospese durante il lockdown e consentire la prenotazione di nuove cure. Telefonate per prenotare, visite e prestazioni più che raddoppiate a maggio 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, ben 24.000. Il boom appena è stato possibile riprendere a muoversi, call center in grave difficoltà in tutto il territorio dell'ULSS 2 e azienda sanitaria che ha deciso di muoversi su più livelli per affrontare il problema. Siamo arrivati e arriveremo dal primo verso la fine di giugno a un raddoppio sostanzialmente delle linee, passiamo da 30 a 90 da Asolo, da 30 a 60 a Pieve di Soligo, da 50 a 90 a Treviso, con ovviamente un raddoppio anche degli operatori proprio per rispondere. Però ci rendiamo anche conto che questo non basta. Telefonare non dovrà essere il solo modo per prenotare, da qui la sperimentazione per ora nel distretto di Pieve di Soligo di una novità. Ti richiamo io. È la possibilità che andremo a creare, partiamo col distretto di Pieve, lo proviamo una settimana e poi andremo ad ampliarlo agli altri distretti, dove l'utente proverà sul sito dell'ULSS, ma chiaro e preciso perché lo troverà davanti, schiacciando un pulsante là potrà entrare in una maschera dove andrà a inserire il suo nome, cognome e numero di telefono, criptato ovviamente per gli altri, e verrà da noi richiamato poi per la visita che dovrà fare o qualsiasi altro tipo di prestazione. Nelle sedi distrettuali che fanno capo ad Asolo invece si utilizzerà un'altra modalità ancora, tutti gli sportelli CUP aperti dalle 9 alle 12. Le telefonate dovrebbero così diminuire, fermo restando che il cittadino deve chiamare solo per prestazioni nuove, non per riprogrammare quelle saltate, per quelle è l'ULSS a ricontattarlo. Noi ci auguriamo che entro giugno di riuscire a sistemare tutte le cose e dare una risposta effettiva e efficace all'utenza, e ci scusiamo ovviamente per questi grossi disagi. Oltre 41.000 le prestazioni sospese durante il lockdown, già 18.000 quelle recuperate. A rimettersi in pari contribuirà anche il potenziamento della telemedicina per visite di controllo e aggiornamenti dei piani terapeutici per i cronici. Adesso siamo in una fase successiva di strutturazione di un processo forte di telemedicina che intendiamo estendere a tutte le visite di controllo, come giustamente ha detto, in persone che sono selezionate per poter interagire sotto l'aspetto delle conoscenze e della tecnologia disponibile. Infine l'accesso negli ospedali da parte dei visitatori, che fino al 1° settembre avverrà solo su appuntamento. Le indagini ora sul terribile rogo di Paese, con la Procura della Repubblica che sta indagando per incendio colposo, unico indagato Sergio Miglioranza, ma non si esclude neppure il coinvolgimento di un altro uomo che possa aver appiccato il fuoco. Noi abbiamo un incendio che allo Stato riteniamo di poter qualificare come incendio colposo. In relazione a quello che siamo riusciti a capire dalle dichiarazioni della stessa persona che è rimasta coinvolta e che ha perso la moglie. Procede dunque per incendio colposo la Procura di Treviso, che indaga sul rogo che martedì notte ha causato la morte a Castagnole di Paese, in via Feltrina, di Fiorella Sandre, 74 anni, e dell'amica Franca Fava, di 57, e l'intossicazione del marito di quest'ultima, Sergio Miglioranza, di 68 anni. Miglioranza risulta ad ora l'unico iscritto nel registro degli indagati. Si sta cercando di approfondire se il fuoco possa essere partito da un fornello che il 68enne aveva utilizzato per scaldare poco prima di andare a dormire del cibo al cane. L'indagine muove proprio dalle dichiarazioni rilasciate dall'uomo ai carabinieri. Dopodiché su questo svilupperemo l'attività di indagine, evidentemente acquisendo gli atti investigativi da parte dei vigili del fuoco, cercando di capire se ci sono dei sistemi di registrazione esterni all'abitazione che possono aver
filmato qualcosa di interessante e utile per le indagini, e aspetteremo anche l'esito delle autopsie sui corpi che sono state comunque disposte. L'unica ipotesi percorribile è quella di incendio colposo allo stato delle cose, ma tutte le piste restano aperte e tra quelle seguite dagli inquirenti ci sarebbe anche il coinvolgimento di una terza persona, qualcuno che martedì sera potrebbe aver appiccato l'incendio che ha poi causato la morte delle 2 donne che dormivano al piano terra. La zona è isolata ma anche per questo poco frequentata. Al vaglio ci sono le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, quelle che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti o passaggi di auto a notte fonda. D'altro canto lascia pensare la circostanza riferita dalla cugina di Miglioranza, secondo cui non più tardi di 2 mesi fa anche il fratello del 68enne si era ritrovato con la casa bruciata. L'area è sotto sequestro, a incendio spento, non rimane che lo scheletro della casa completamente distrutta e le macerie di quello che nel tempo era stato accumulato in giardino. Insomma, lo avete sentito nel servizio di Lina Paronetto, tutte le piste restano aperte. La sorella di Miglioranza ai nostri microfoni ha detto che l'uomo ha saputo della morte della moglie solo in ospedale. Poi lui ieri mi ha detto come stanno. Mi ha detto io non lo so come stanno. Non lo sapeva. Non sapeva che erano morte. Ha saputo ieri pomeriggio in ospedale, insomma gliel'hanno detto. L'ho sentito oggi a mezzogiorno, mi ha detto hai sentito che disastro. Sì, ho sentito. L'ha saputo solo ieri pomeriggio Sergio Miglioranza che la moglie Franca Fava era morta nell'incendio insieme all'amica Fiorella Sandre. La sorella di Miglioranza, Maria Teresa, tornata oggi dietro il banco del suo bar a Paese, racconta come sta il fratello. Ma ieri proprio era sconvolto, non riuscivo neanche a capire cosa diceva. Oggi già meglio e adesso sarà dura perché non ha più niente. Ha sentito gridare la moglie e l'amica. Si è alzato e ha visto, li ha chiamati, ha cercato di aiutarli, ma mi ha detto una è andata da una parte, una dall'altra e poi le ha perse di vista. Insomma, lui credo fosse successo prima che lui è riuscito a salvarsi. Cioè se loro l'avessero seguito probabilmente si sarebbero salvati anche loro. Questo stando a quanto ha riferito Sergio, portato via sotto shock dal luogo della tragedia. I suoi ricordi potrebbero essere confusi, dettagli non ne ha raccontati neppure a Maria Teresa. Non mi ha detto niente. No. Cosa farò adesso però è una cosa che è certo. Cosa farà non so. Vedremo, sistemeremo le cose. Il 68enne ora si è ripreso, ma una casa dove tornare non ce l'ha più. No, lui sembra anche che possa essere dimesso e bisogna vedere, dobbiamo sistemarlo adesso. Per un po' posso tenerlo anch'io, ma ho anche un altro fratello. C'è poi tutto il fronte del maltempo, i fenomeni in attenuazione, ma nel pomeriggio ci sono stati problemi a Oderzo dove si è abbattuta l'ennesima bomba d'acqua. Sono stati 7 gli interventi per prosciugamenti di taverne scantinati effettuati dai vigili del fuoco nel tardo pomeriggio. Questo il risultato del nubifragio. 3 le squadre di vigili del fuoco in azione dalle 18, pompieri da Motta di Livenza, Treviso e volontari da Gaiarine. Danni però limitati, va detto, ai magazzini e squadre di intervento già in rientro proprio in questi minuti. Ed è stato un maltempo record, ce lo dicono i dati dell'ARPAF. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Pedemontana negli ultimi giorni ha lasciato dietro di sé una scia di danni, distruzioni, allagamenti e smottamenti. Per non parlare dei danneggiamenti causati all'agricoltura, dalle coltivazioni ai frutteti. Per rendere l'idea di quanto è successo bisogna andare a vedere i dati ufficiali dell'ARPAF, che parlano di 220 mm di pioggia caduti su Bassano dall'inizio di giugno, un quarto della media annuale in una manciata di giorni. Il Brenta si è ingrossato mangiandosi letteralmente il cantiere del restauro del Ponte Vecchio. A Rosà i millimetri d'acqua caduti sono addirittura 200 e in tutto il Bassanese la situazione è quasi identica.
È andata peggio a Crespano e Seren, dove le tabelle ARPAV confermano 280 mm in pochi giorni. In questa zona si è sviluppato almeno uno dei temporali che i meteorologi definiscono autorigeneranti, in grado quindi di autoalimentarsi e di scaricare enormi quantità di pioggia senza interruzione. Il risultato di questa spaventosa ondata di maltempo è sotto gli occhi di tutti. Torrenti esondati, case allagate, campi distrutti, danni immensi e tanta paura per il futuro. Per la cronaca, una maxi operazione contro la droga dal Friuli Venezia Giulia alla provincia di Treviso. Una vera e propria organizzazione strutturata e verticistica che parte dalle direttive dei BOS, un gruppo di cittadini albanesi con base a Rotterdam, in Olanda, per poi diramarsi attraverso una rete di corrieri che dai Paesi Bassi raggiungevano l'Italia, il Friuli Venezia Giulia, e poi ripartivano la droga nelle varie regioni italiane, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna. Le indagini svolte dalle squadre mobili delle questure di Trieste e Udine hanno smantellato un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, emettendo ordinanze di custodia cautelare a carico di 26 soggetti, parte dei quali all'estero, indagati a vario titolo di associazione per delinquere e detenzione a fini di spaccio di considerevoli quantità di cocaina ed eroina. I corrieri caricavano la sostanza dalla base di Rotterdam per raggiungere l'Italia. La base in un'officina olandese a Rotterdam, all'interno della quale venivano preparate delle vetture munite di doppio fondo che venivano caricate con lo stupefacente. Dall'Olanda la macchina partiva carica di stupefacente, arrivava in Friuli, dal Friuli lo stupefacente veniva spostato da una macchina munita di doppio fondo a un'altra vettura munita di doppio fondo e da qui si partiva per la consegna nelle altre regioni italiane. Le indagini partono nel 2018, quando uno dei corrieri si è presentato alla questura di Udine per raccontare i fatti, visto che lo stesso era reduce da aspri dissapori con il sodalizio criminale per una partita di droga andata perduta. Le indagini sono partite a seguito delle propalazioni che un soggetto che si presenta con una persona di fiducia in questura Udine e sostanzialmente si lamenta del fatto che è perseguitato, in questa maniera è minacciato da parte dell'organizzazione albanese per cui lavora. In questa fase quindi racconta sommariamente qual era la sua attività e quindi quella di organizzatore di viaggi per conto di questa organizzazione albanese verso l'Italia dello stupefacente. La droga non si fermava in Friuli Venezia Giulia, ma veniva solo stoccata per poi ripartire immediatamente. Una minima parte però restava sul territorio delle regioni del nord-est per alimentare la rete di spaccio locale nelle province di Trieste, Udine, Pordenone, Vicenza e Treviso. In Olanda sono stati eseguiti 2 arresti di quelli che sono considerati i boss del clan. Si stima che nel periodo dall'avvio delle indagini a oggi siano stati movimentati circa 800 kg tra cocaina ed eroina per un controvalore sul mercato di oltre 8 milioni di euro. A Mogliano Veneto, tensione a 1000 attorno al progetto di un termovalorizzatore a Fusina. La questione riguarda da vicino anche Mogliano sia per continuità territoriale che per appartenenza al gruppo Veritas. Parliamo dell'inceneritore di Fusina a Porto Marghera, progetto che ha ottenuto di recente l'ok della Commissione Via Regionale, contro cui si sta mobilitando un ampio fronte non solo ambientalista, un fronte caldissimo con l'amministrazione comunale che non ci sta a restare con il cerino in mano e ha lanciato nell'ultimo Consiglio Comunale una commissione di indagine. L'obiettivo è quello niente affatto velato di far emergere le responsabilità della precedente amministrazione, ora in minoranza. È un progetto partito diversi anni fa, parliamo già del 2017, quando è stato inserito all'interno del piano industriale di Veritas. È stato presentato in regione il 28 di febbraio del 2019, quando io non ero ancora sindaco, ed è stato appunto un progetto voluto e approvato dai sindaci del bacino, che comprende tutta la città metropolitana di Venezia più Mogliano. L'opposizione, che a sua volta nell'ultimo Consiglio ha proposto una mozione per bloccare l'iter autorizzativo, ovviamente non ci sta. Facciano pure la commissione d'indagine, tra l'altro una commissione d'indagine è prevista dal nostro regolamento, però su temi specifici, non certamente per fare un'attività di censura politica nei confronti delle precedenti amministrazioni. Il progetto di Fusina probabilmente andrà avanti, però quello che chiediamo è un confronto con i cittadini, con le associazioni. Mentre la polemica brucia, resta l'attività amministrativa ordinaria con il comune che punta sull'acquisto di nuove telecamere
telecamere e sulla sicurezza scolastica. Abbiamo tanti cantieri in città, soprattutto nelle scuole, stiamo facendo importanti lavori nelle scuole, sono circa una quindicina di cantieri aperti ad oggi dove gli operai stanno lavorando per un valore totale di 2.750.000 euro. Quanto alla gestione del Covid si va di emergenza in emergenza. Dopo il virus naturalmente l'altra epidemia è quella della mancanza del lavoro, tante attività commerciali non hanno riaperto. Tanti che lavoravano a Venezia con il turismo sono rimasti a casa e quindi dovevamo pensare velocemente a come risolvere questa questione. Tra le azioni la raccolta fondi avviata per il sostegno al pagamento delle bollette, arrivato a 5.000 euro, una prima risposta per le nuove povertà. E per noi adesso c'è la pausa pubblicitaria. Di nuovo insieme per sentire le parole del Vescovo Michele Tomasi, che oggi è intervenuto nel corso della nostra diretta straordinaria. Persona, famiglia, comunità sono le tre parole che il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, porta dentro di sé dopo i difficili mesi di emergenza legata al Covid-19. Tre valori che tutti abbiamo riscoperto durante il lungo lockdown. Dovremmo portare con noi una lezione, dovremmo lasciare da parte la paura e continuare a credere nell'umanità. Credere nella bontà dell'umanità, credere nelle risorse che abbiamo e credere sul fatto che da soli davvero non facciamo niente. Giorni difficili durante i quali la lontananza anche dalla Chiesa in qualche modo è stata colmata grazie alla televisione con le messe trasmesse in diretta dalla nostra emittente. Tante testimonianze di ringraziamento per quella presenza che voi mi avete permesso nelle case di domenica. Come un senso di vicinanza, di non essere lasciati soli. La lontananza forzata dagli amici, dai familiari ha permesso di riscoprire l'importanza di essere comunità. Abbiamo scoperto che dobbiamo fare di tutto per mantenere i legami tra di noi e non ci sarà nulla di quello che abbiamo imparato in questo periodo che sarà stato invano se lo useremo per tornare ad incontrarci, a essere insieme, davvero ad essere un popolo. L'ultimo pensiero di Monsignor Tomasi va alla prima messa officiata dopo i mesi di chiusura, con i fedeli in chiesa seppur distanziati e all'emozione provata. Al momento del saluto, del segno della croce, ho guardato i fedeli davanti a me e ho fatto fatica, mi è venuto il groppo alla gola e mi è venuto un momento di commozione, però ho quel ricordo come un momento bello e di grazia. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove in primo piano ci sono i temi occupazionali, perché archiviata la crisi ACC, stamane in videoconferenza si è svolto l'atteso confronto sul futuro di Ideal Standard. Mise, Regione e organizzazioni sindacali hanno accolto con favore l'annuncio della ripresa dell'attività lavorativa prevista per lunedì prossimo nello stabilimento di Trichiana, in anticipo di 2 settimane rispetto a quanto prospettato dal gruppo che aveva privilegiato la ripartenza delle sedi in Bulgaria, nella Repubblica Ceca e nel Regno Unito. Ministero e Regione Veneto hanno invitato l'azienda a utilizzare questo periodo di parziale fermo per pianificare le iniziative di rilancio industriale del sito. Le istituzioni hanno invitato l'azienda a intensificare il confronto con le organizzazioni sindacali che rappresentano quei 600 lavoratori che hanno dimostrato nel tempo di supportare lo sviluppo del sito e che sono pronti a riavviare i cicli produttivi. Ed è ormai prossima la norma regionale molto attesa sull'idroelettrico. Il testo proposto dall'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccina è passato senza alcun voto contrario in seconda commissione consiliare a Venezia. Nel dettaglio il disegno di legge prevede principalmente l'obbligo per i titolari di grandi derivazioni idroelettriche di fornire ogni anno a titolo gratuito alla regione 220 kWh di energia elettrica per ogni kilowatt di potenza nominale media di concessione o di monetizzazione il valore equivalente. Si tratta, dice l'assessore Bottaccina, di importanti risorse che potremo destinare al rafforzamento delle risposte alle esigenze del territorio.
Giro di boa sul fronte sanitario in materia di Covid. Al San Martino di Belluno azzerate le degenze. La buona notizia è che negli ospedali della nostra azienda ULSS Dolomiti non ci sono più ricoverati per Covid-19. L'emergenza non può dirsi archiviata, ma con l'azzeramento delle degenze per coronavirus la situazione epidemiologica in ULSS Dolomiti è al giro di boa. 73 ancora i positivi in quarantena domiciliare, 194 in isolamento e sorveglianza attiva, 41.400 i tamponi complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia. Il ritorno alla nuova normalità è una prospettiva breve, dice il direttore generale Rasi Caldogno, che fa il punto sulla ripresa delle attività ospedaliere che hanno raggiunto il massimo erogabile delle prestazioni. Dal 4 maggio scorso sono 182.000 quelle eseguite e circa 1.500 gli interventi chirurgici effettuati nelle diverse specialità e si comincia a guardare al futuro in preparazione di una possibile, certamente non auspicabile, ripresa pandemica. Su indicazione della Protezione Civile e della Regione Veneto partirà a breve un programma di potenziamento dei posti sia di terapia intensiva che della terapia subintensiva. In programma anche la ristrutturazione dei pronto soccorso dedicati ai pazienti Covid, che diventa scelta organizzativa destinata a rimanere nel tempo. Dopo i disservizi legati alle modalità di accesso al CUP, ULSS Dolomiti ha chiesto e ottenuto dalla ditta esterna che ha in appalto il servizio il raddoppio delle linee telefoniche dedicate e del personale, ferma restando la possibilità di prenotare online nel sito aziendale. Obiettivo del direttore generale è mantenere l'eccellenza raggiunta da ULSS 1 tra le più performanti in Veneto attraverso lo sviluppo della telemedicina. È nostra ferma intenzione adesso sviluppare sempre di più e diffondere in maniera sistematica, in quante più specialità possibile, questa attività di telemedicina. Prevenzione, diagnosi e scelte terapeutiche a distanza che in un territorio complicato quale è quello bellunese faranno la differenza e saranno un vantaggio per l'intera collettività. È bufera sul gruppo regionale del Partito Democratico reo di aver affossato il progetto di legge sul rilancio del Colle del Nevegal. A 2 giorni dal voto unanime in Commissione Sesta del testo che ha cassato il comma che vedeva il Colle al centro di un progetto di rilancio sperimentale, il circolo castionese del PD in una nota prende le distanze dal comportamento dei consiglieri regionali Fracasso e Pigozzo e dichiara di restare in attesa di chiarimenti prima di assumere ulteriori decisioni e azioni. Ma nella disputa politica sotto attacco finisce anche il promotore della legge, il leghista Franco Gidoni, che ai nostri microfoni ha additato il gruppo Dem per l'eliminazione del Nevegal dal progetto di legge. Fracasso e Pigozzo gli mandano a dire che la sua è una polemica senza senso. Siamo al lavoro per trovare soluzioni che diano risposte a problemi veri. Ci dispiace che chi governa attacchi in modo strumentale e miope facendo uno scaricabarile che semplicemente non esiste. Chiosa l'urbanista Irma Visalli, che ha redatto l'agenda strategica sul Nevegal. Imbarazzante l'abbassamento di livello della politica rispetto ai bisogni. Il Nevegal è già una meta, serve un'assunzione di responsabilità collettiva. E parla Spagnolo, il nuovo progetto del ponte sul Piave a Belluno. Un ponte rispettoso del contesto storico e naturale senza elementi vistosi o interferenze con l'alveo del fiume, una struttura con un unico appoggio inclinato e architettonicamente all'avanguardia. Eccolo il nuovo ponte che attraverserà il Piave a Belluno, destinato a sostituire in via definitiva il Bailey a Lambioi. Il nuovo ponte si appoggerà qui, arriverà dall'altra parte della sponda del fiume Piave. Tutta quest'area sarà riqualificata e diventerà un giardino, un affaccio naturale verso il cuore della città di Belluno. Il progetto presentato a Palazzo Rosso è firmato da un pool di progettisti spagnoli guidati dall'architetto Alberto Campo Baeza, l'artista dell'essenzialità che in Veneto ha progettato il centro per l'infanzia realizzato dal gruppo Benetton a Treviso. Largo 14 metri, dotato di 2 marciapiedi, il nuovo ponte sarà l'esclusivo biglietto da visita della città, con la quale dialogherà da un bel vedere che riqualificherà la sponda sinistra del Piave. Ci sarà la possibilità di un collegamento con la città e quindi la città vivrà sia al centro ma sia sul Piave ed è un elemento molto interessante. È un passaggio sicuramente fondamentale questo, perché ci consente finalmente di avvicinarci ad un obiettivo importantissimo, che è quello di eliminare la precarietà del Ponte Bailey e andare verso invece la definitività di un'opera
che durante Vaia si è rivelata essere determinante per un aspetto, come possiamo dire, imprevisto, imprevedibile. Un'opera di resilienza che costerà 5,6 milioni di euro da intercettare nei fondi post Vaia e la speranza di poter vedere l'opera completata entro il 2023, alla scadenza della proroga dell'attuale Bailey. Adesso dobbiamo fare la seconda parte del percorso insieme alla Regione, continuare con questa fruttuosa collaborazione e fare in modo che lo Stato ci finanzi per intero l'opera. Malattia e sofferenza visti e raccontati dagli alunni di una quinta elementare di Feltre, temi difficili su cui i ragazzi si sono concentrati e raccolti in un libro grazie a Mano Amica Onlus e Città della Speranza. Poesie e disegni raccolti in un libro voluto dai bimbi per altri bimbi. Gli arcobaleni della speranza è il risultato del lavoro della quinta elementare dell'Istituto Canossiano di Feltre in collaborazione con Città della Speranza e Mano Amica. Emersi dei messaggi di speranza, perché infatti il titolo è Gli arcobaleni della speranza, che di fatto ha anticipato quello che è venuto dopo con la pandemia da Covid, e loro hanno voluto, attraverso il messaggio con i colori, dare un messaggio di speranza proprio alle persone più sofferenti, come i bambini ricoverati in reparto qui a Padova, creando proprio con i disegni e con le poesie un arcobaleno che collega loro ai bambini ammalati. Un lavoro che non si è fermato nemmeno durante il lockdown, dimostrazione di quanto fosse sentito questo progetto. Si ritrovano alcune poesie proprio di questo tipo: donare, solidarietà e proprio anche io ho sofferto ma ne sono uscito, che è un messaggio direi meraviglioso. Un lavoro che verrà distribuito ai reparti di oncologia e pediatria di Feltre, ai pediatri di base del Bellunese e alla clinica di oncoematologia pediatrica di Padova. Il momento Covid ha provato tutta la società, quindi potete capire che cosa abbia significato per i bambini malati che già devono vivere tante difficoltà. Questo simbolo dell'arcobaleno è veramente una connessione, un simbolo di legame tra il mondo al di fuori dell'ospedale e il mondo dei bambini malati, e porta una speranza, un messaggio di positività, che è sempre quello che secondo me deve arrivare in ogni momento difficile. Si può richiedere il libro anche dal sito della Città della Speranza. Beh, diciamo che questi libri li metteremo a disposizione anche all'interno del sito, per cui dietro una donazione potranno riceverli direttamente comunque anche a casa, oltre che, come abbiamo detto prima, negli ambulatori per quanto riguarda Feltre, e ovviamente nel nostro reparto di oncoematologia pediatrica, dove li metteremo a disposizione di tutti i pazienti. Sara e Nicola da Zenzon, Manuel di Trevignano e Teresa di Crocetta del Montello, questi protagonisti di Bimbi in TV. Sono andato a raccogliere le coste sull'orto con la nonna, la sto aiutando a curarle. Ciao, ce la faremo! Continuate a mandarci i vostri video al numero 351 175 5340, non delle semplici foto ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale, per raccontarci come stanno trascorrendo i vostri bambini in questo periodo di post quarantena, comunque di sospensione. Adesso ci sono le previsioni del tempo, vi ringrazio per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, il che significa una tregua soleggiata dopo una settimana in gran parte segnata dal brutto tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 12 giugno.
Sul Veneto cambia lo scenario decisamente rispetto ai giorni scorsi, sarà infatti una giornata senza precipitazioni, con ampio soleggiamento e cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ripresa, minime tra gli 11 e i 15 gradi, massime invece tra i 21 e i 27 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole dappertutto, salvo per isolati acquazzoni pomeridiani sui rilievi. Temperature minime fino a 15 gradi, massime tra i 22 e i 24 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà anche qui bel tempo, su tutta la regione sarà soleggiato, solo con qualche innocuo annuvolamento. Temperature minime sui 12 gradi, massime invece fino a 24 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.